Allora, Presidente, la domanda è scontata, diciamo, quest'anno avete preso questa decisione di allestire i gironi da 14 squadre. Quali sono le motivazioni di questa iniziativa di ridurre da 16 a 14? E la seconda domanda è questa: cosa consiglia ai giovani che praticano lo sport e che sono un po' allergici al vaccino? Ci sono diversi giovani ancora che non solo nel calcio ma anche in attività sportive che non se la sentono di vaccinarsi. Qual è il suo consiglio e qual è la sua idea, insomma, su questa questione? Beh, innanzitutto la prima domanda relativa ai gironi da 14 squadre. Sì, è stato deciso a livello regionale di intraprendere questa strada perché proprio dovuto al problema di questa pandemia, di questo Covid, perché da 16 a 14 diventa un mese in meno di gioco. Questo ci comporta da ritardare un po' la partenza, tant'è che la partenza del campionato è il 19, e avere un po' più di respiro nel muoverci. Ovviamente il Veneto ha dovuto chiedere il nulla osta a Roma, che ci è stato concesso, con l'obiettivo però che entro 2 anni si deve tornare al massimo, vale a dire alle 16 società. Ovviamente è stato un sacrificio voler diminuire da 16 e portare a 14, perché questo ha comportato, come avete visto, di aumentare i gironi e anche suddividere. Per quello che ci riguarda come Polesine, le 9 società che avevamo, che prima erano tutte in un unico girone, sono state ovviamente un po' divise, 4 nel vostro girone e 5 nel girone del medio-alto Polesine, ecco. Io però la vedo anche sotto un altro aspetto questo. Mi auguro, e lo dico senza ombra di dubbio, che questo comporti, chi lo sa, siccome le società polesane nei gironi da 14 sono un terzo, che non sia l'annata buona, che anziché avere un unico girone e un'unica promossa, non si sa mai, io me lo auguro di tutto cuore, che non siano 2 le promozioni, una in un girone e una in un altro, o dirette o a mezzo playoff che ci saranno, in modo tale che il Polesine possa raggiungere un obiettivo primario superiore, vale a dire la promozione, con una maggiore influenza e con un maggior cospicuo di società. Per i ragazzi è vero, però io dico una cosa, dobbiamo credere nella scienza dal mio punto di vista, perché è vero, è un vaccino nuovo, è un vaccino, tutto quello che abbiamo sentito, abbiamo letto e ci dicono. Però se non crediamo nella scienza, penso non solo nell'ambito sanitario, ma anche in tanti altri ambiti, penso che non andiamo molto lontano. Tutti i medicinali, di qualsiasi natura essi siano, hanno delle controindicazioni, tutti, anche la minima aspirina o quant'altro. Non c'è un medicinale che sia perfetto al 100%, sicuramente è stato testato non solo a livello nazionale ma a livello europeo e mondiale. Io dico ragazzi, sicuramente per continuare a vivere la strada è il vaccino. Abbiamo visto le scuole, stiamo vedendo un po' di più che si amplia questo passepartout di Green Pass per poter entrare e continuare a vivere, anche solo al sabato o alla sera, andare a bere una birra, andare a mangiare una pizza in compagnia con la famiglia, con la ragazza o quant'altro. Dobbiamo essere convinti, senza ombra di dubbio. Io sono tranquillissimo, ce l'ho indosso senza nessun problema, l'ho fatto subito quando c'è stata la mia possibilità, ovviamente per la fascia di età, e spero e mi auguro che la maggior parte delle persone abbiano questo obiettivo di dire dobbiamo farlo, perché la scienza, se non crediamo alla scienza non so cosa dovremo credere.